donne ho telefono che non suona mai. A Radio Padania Libera, eccoci a un nuovo appuntamento con Antonia Bertocchi, antropologa. Non a caso la sua trasmissione all'interno dell'Associazione delle Donne Padane ha come sottotitolo Femminismo antropologico. Se volete intervenire con lei, fra una decina di minuti apriremo anche le linee telefoniche allo 02 66 20 35 29. Benvenuta Antonia. Sì, grazie per l'ospitalità. Cari amici, buongiorno e buona Padania a tutti e buon San Valentino. Per festeggiare San Valentino, la volta scorsa, 3 giorni fa, ho svelato i misteri della chiavetta d'oro con l'anello a forma di cuore e oggi continuiamo parlando dei fidanzatini adolescenti detti Valentini o Befanotti, ai quali avevo accennato nel contesto della festa della Befana. E ora riprendiamo questo discorso completandolo con i riti di fidanzamento fra adulti in procinto di sposarsi. Dicevo che vi sono molte forme di comparatico, tutte tra loro integrabili, compresa quella fra adulti e giovani, detta anche padrinaggio, ancora oggi in uso con la figura del padrino e della madrina di battesimo e cresima. Un tempo questi riti svolgevano importanti ruoli di coesione sociale, perché si integravano tra di loro e ai contesti parentali, in modo che ogni persona si trovava al centro di una rete di relazioni che la sostenevano affettivamente ed economicamente per tutta la vita. Nessuno era lasciato solo, ma ognuno poteva contare su una rete di attori sociali che soddisfacevano tutte le sue esigenze affettive, il più possibile, insomma, da quelle fra congiunti, parenti, amici, fino ai legami sentimentali sanciti dai riti di comparatico, che erano casti, quelli amicali di fidanzamento, e più permissivi quelli delle cosiddette pratiche sessuali d'attesa, approcci prematrimoniali consentiti presso la famiglia della sposa a fidanzati adulti di cui adesso parliamo. Queste usanze erano molto diffuse in ambiente alpino. Citando Michela Zucca, si chiamava la veglia in Italia, Marechinage in Francia, Albergament o Tross in Savoia, Kilsgante in Svizzera, Fenstern in Austria, Nachtfreien in Baviera. Anche nel Delfinato e nei paesi scandinavi vigeva l'usanza delle visite notturne alle ragazze. Si trattava di corteggiamenti che potevano arrivare fino ai preliminari, ma raramente giungevano a rapporti completi, che erano sconsigliati per evitare gravidanze. Ma quando la fidanzata rimaneva incinta, non ne seguiva alcuna tragedia. Il fidanzato di solito sposava la sua compagna e nessuno si scandalizzava se aspettava un bambino, anzi era ritenuto di buon augurio per la fecondità della coppia. Ma se non intendeva regolarizzare il rapporto, la situazione del seduttore paesano era ben diversa. L'opinione pubblica rifiutava la condotta di Don Giovanni perché esistevano rigidi meccanismi di controllo sociale che raramente permettevano di scansare le responsabilità. Purtroppo, mentre l'etica contadina proteggeva la donna e il bambino, che anche se abbandonati potevano sempre contare sull'appoggio della famiglia di lei e sulla rete protettiva delle varie forme di comparatico, l'etica borghese era ben diversa, perché i giovani di buona famiglia, facevano a gara, si chiamano buone famiglie, ad approfittare delle ragazze. Cantavano vittoria per ogni ragazza caduta, fall in love, e spesso l'abbandonavano. E date le crudeli condizioni di vita, non sempre la famiglia di lei riusciva a proteggerla, con il conseguente incremento dell'offerta di donne sul mercato della prostituzione. Vorrei sottolineare la grande saggezza di questo tipo di educazione sessuale. Era l'educazione ad un sistema di relazioni vissute, complesse e integrate, che includeva quelle con le rispettive famiglie d'origine, un'educazione alla pratica di valori sociali, connesse all'espressione di sentimenti di affetto e amore, sul piano della reciprocità e del rispetto. Abbiamo visto in puntate precedenti che durante l'adolescenza la coppia veniva assortita come per gioco, un gioco casto in cui l'inevitabile e destabilizzante tempesta ormonale doveva essere sublimata per consentire ai giovinetti di diventare padroni e non vittime della pulsione sessuale. Questo aspetto giocoso e casto permetteva l'anno dopo di riassortire la coppia se non aveva funzionato. Poi, fatta la scelta e raggiunta la piena maturità e l'identità di genere, il fidanzamento diventava ufficiale. E gli approcci avvenivano nell'orizzonte protetto della casa materna, in cui era messa alla prova la loro capacità di intimità sessuale e anche di rispetto
di tutte le relazioni familiari e sociali coinvolte. Il percorso ritualizzato che procede dalla castità dei fidanzamenti adolescenziali fino alle prove sessuali d'attesa dell'età adulta permetteva alla coppia dapprima di sublimare la libido e di trasformarla alchemicamente, direbbe Jung, in energia vitale al servizio del benessere psicofisico dell'intero organismo, e poi di esprimerla pienamente nella vita coniugale, perché c'è una maturazione psicofisica di tutto l'apparato sessuale, psicologico e fisico, eccetera, che ha tutto un suo itinerario di sviluppo ormonale, eccetera. Non dimentichiamo che i più grandi amori, quelli che hanno lasciato un segno nella storia e nell'arte, non nascono dal libertinaggio, ma dalla mancata realizzazione. Pensiamo a Dante e Beatrice, mentre per i Don Giovanni sappiamo che sono più che famosi, sono famigerati. E anche l'amore omosessuale platonico era una forma di sublimazione dell'eros. E adesso qui ci dovremmo trattenere un attimo su questa questione della sublimazione dell'eros, perché ci sono degli molti equivoci in campo su questo. Allora, vediamo intanto un attimo cosa ne pensavano Freud e Jung, perché proprio su questa cosa c'è stata una scissione e Jung ha creato la sua psicologia analitica. Quindi qui si potrebbe approfondire, però io mi limito a leggervi quello che diceva Freud. Diceva che le componenti della pulsione sessuale si distinguono precisamente per la capacità di sublimazione, di permuta della loro meta sessuale con una meta più lontana e di maggior valore sociale. Dobbiamo probabilmente ai contributi di energia resi così disponibili per la nostra prestazioni psichiche le acquisizioni più elevate della civiltà. Perché, secondo Freud, la natura dell'energia psichica è meramente sessuale. E vediamo adesso Jung. Jung invece ha voluto estendere, gli sembrava apparso, giustamente, che questo fosse un concetto piuttosto limitante della questione, proprio piuttosto riduttivo della complessità della cosa, no? E quindi Jung ha ritenuto necessario elaborare un concetto più ampio e articolato di libido, tanto che di fatto l'ho sostituito con quello tradizionale di energia vitale, tradizionale perché come adesso mettiamo in luce, come adesso evidenziamo, ha a che fare con quell'itinerario iniziatico dei giovinetti nella cultura popolare, adesso vediamo, e quindi è chiaramente collegato poi a quello di anima e della filosofia antica, e in particolare a quello dell'orientamento esoterico. Quindi il concetto junghiano è maggiormente in grado di affrontare la complessità di questa problematica. E infatti Jung aveva litigato, e qui ci sono anche qui delle cose, se sarà tempo vediamo, ma vediamo cosa dice lui. Lui dice, la chiama la sublimatio. La sublimatio è parte dell'ars regia, con la quale viene prodotto il vero oro, l'oro filosofale, di cui abbiamo tanto parlato, che non era quello fisico, non era quello chimico. Di questo Freud non sa proprio nulla, dice Jung, e anzi peggio, egli blocca ogni via che potrebbe condurre alla vera sublimatio, la quale è al contrario, o poco meno, di quel che Freud intende per sublimazione. La sublimatio, infatti, junghiana, dice Jung, non è affatto un modo volontario e forzoso per canalizzare una pulsione in un campo di utilizzazione improprio, bensì una trasformazione alchemica, per la quale sono necessari il fuoco e la mera materia prima. Queste cose possono avvenire in ambito iniziatico dotto, ma anche a livello popolare in modo inconscio, come vi dicevo. E queste affermazioni, devo chiarire, che sembrano dar ragione a Papa Francesco, che recentemente ha esortato ad essere casti, che sembrano simili al noto discorso della castità di impronta catefisica, ma non è così, perché la castità rituale di cui stiamo parlando è temporanea e rivolta al potenziamento e non alla repressione della libido, perché è la repressione della libido che ha provocato tutta la fuga, tutto il disastro, tutta la cosa, anche la fuga verso l'omosessualità, verso deviazioni, verso pasticci vari. E quindi non è quello, è un'altra cosa. E trova poi in questa appunto ritualizzazione, trova nei fidanzati adulti un'espressione protetta nei rapporti prematrimoniali nella casa della futura sposa. Questa è una chiara impronta culturale matricentrica. Mentre Freud non poteva capirlo, dopo magari lo vediamo meglio, perché lui veniva da una famiglia patriarcale, era ateo, era laico, come spesso avviene, perché le culture patriarcali producono poi, siccome sono insopportabili e provocano malattie mentali, le persone cercano di difendersi col laicismo.
e quindi lui era laico e ateo, ma aveva conservato le impronte distruttive di questa cultura ebraica patriarcale, insomma. E così noi vediamo che l'umile coppia di fidanzatini paesani seguiva un itinerario iniziatico equivalente a quello dei dotti alchimisti e raggiungeva il potenziamento alchemico della libido delle facoltà psichiche e della creatività, perché la tradizione medico-alchemica ha conservato molti simboli, riti, conoscenze propri delle culture magico-religiose di interesse tecnologico e folclorico, e perché solo gli appartenenti alle classi egemoni potevano permettersi, studiandoli in segreto, di salvare testi magici dalle sgrinfie e dai rovi dell'Inquisizione cattolica. Allo stesso tempo, fino a pochi decenni fa, molte usanze sessuali salutari erano rimaste vive presso i nostri contadini. Ricordiamoci sempre che dagli esperimenti segreti degli alchimisti, sfuggiti a questi roghi inquisitoriali, che sono nate tutte le scienze moderne, tutte sono nate dagli esperimenti degli alchimisti, che li coniugavano però con questi aspetti simbolici che erano molto vivificanti per la psiche e molto facevano progredire il progresso morale dello studioso. In questo modo il giovane imparava a rispettare la moglie, e il percorso prescritto ritualmente portava entrambi al raggiungimento dell'identità di genere nella maggior parte dei casi. Perché l'identità di genere non è qualcosa di somministrato, concepito, di stampigliato una tantum, come si sente dire che Dio li creò maschi e femmine. Certo, li ha creati anatomicamente, li distinguiamo, poi dopo li mettiamo l'anagrafe maschi e femmine. Però per poter poi acquisire un'identità di genere ci vuole per forza di cose un percorso educativo psicofisico, altrimenti questa cosa rimane soltanto che la persona la subisce, insomma, e non è padrone di questa identità di genere. Le persone non sono padrone, per cui possono sempre essere borderline e sconfinare in comportamenti patologici. E quindi questo percorso psicofisico può trovare ostacoli persino all'atto del concepimento e durante la gravidanza. Ci possono essere delle disfunzioni ormonali, delle cose che intervengono e creano una persona che si può catalogare o maschio o femmina, ma poi dopo ha bisogno di un itinerario per poter maturare l'identità di genere, e quindi ci vuole una opportuna pedagogia, altrimenti le persone possono deviare in comportamenti aberranti dalla norma utile per la sopravvivenza della specie. La norma utile per la sopravvivenza della specie è riuscire a formare una società con coppie eterosessuali e limitare al minimo i casi di devianza da questa norma, che però i comportamenti che derivano dalla norma non sono innaturali, sono naturali anche quelli, per il semplice fatto che esiste la variabilità genetica, cioè le persone vengono fuori secondo del gioco della variabilità genetica, ma questo è da approfondire più in là. Intanto teniamo conto del fatto però importante che l'educazione psicosessuale presso le società di interesse tecnologico e folclorico, che sono prevalentemente matricentriche, voglio sottolineare, quindi rispettano le persone fin dal concepimento, non riguarda mai i bambini, i prepuberi, che vengono lasciati liberi di esprimersi in qualunque modo essi vogliano, senza intervenire, magari solo con un sorriso, con un consiglio, bonariamente, scherzosamente. E la pedofilia non viene neanche lontanamente ipotizzata. Da noi invece, come presso le società patriarcali islamica, ebraica e indiana, a secondo dei gradi di incitrulimento patriarcale che c'è lì, accade il contrario. I bambini e gli adolescenti sono abbandonati a esperienze sessuali estemporanee nella più totale ignoranza, precoci, e spesso diventano succubi di ingordigia sessuale di adulti perversi, che a loro volta ovviamente erano stati disorientati e che ne fanno sempre mercimonio, mentre nello stesso tempo si prescrive l'osservanza della castità prematrimoniale specialmente da parte della donna, e quindi la miscela di queste prescrizioni è esplosiva e quindi provoca proprio la ribellione e la fuga nel laicismo, nell'irreligione, nella secolarizzazione e in tutte le più possibili generazioni consumistiche sessuali e pornografiche e via di seguito, libertinaggi e vari, perché poi si sentono prigionieri di questo. E quindi ai giovani viene impedita una vera acquisizione dell'identità di genere. L'identità di genere viene accettata passivamente come etichetta anagrafica, scarsamente sentita e vissuta, e il giovane non è padrone della propria libido,
ma ne è schiavo e ha servito ai carnefici che di volta in volta se ne appropriano. Attualmente la faccenda è aggravata dalla confusione che la nascente generazione sarà costretta, se non si correrà ai ripari, con un'educazione veramente seria, a subire la prossima generazione, perché se ci sarà l'istituzione di quella abominevole forma di diseducazione sessuale detta gender, che inizia a torturare sessualmente i bambini fin dalla più tenera età. Abbiamo visto che invece vanno lasciati in pace perché si deve sviluppare tutte le loro apparati sessuali, ormonici, eccetera. Quindi vanno lasciati tranquilli. Invece i bambini vengono scoraggiati con questa cosa assurda da pazzi a seguire la loro naturale attitudine a identificarsi gioiosamente col proprio sesso. Questa è una naturale attitudine, perché anche se si sentono un po' incerti, però c'è l'attitudine a identificarsi gioiosamente col proprio sesso e invece viene imposta la confusione del genere e quindi questo è destabilizzante al massimo. Quindi non so quanto tempo ho, perché magari preferisco un attimo. Pronto? Pronto? C'è qualcuno? Antonia, puoi proseguire ancora per 10 minuti, ti interromperò io. Per il momento le linee sono aperte e libere. Ripeto il numero per intervenire con te: 02 66 20 35 29. Prosegui pure. Sì, no, dicevo che bisogna anche in questo tentativo di ricostruire, di ritessere il tessuto devastato della cultura popolare, devastato dai processi di deculturazione, e bisognerà anche parlare di questi processi di deculturazione, che cosa consistono, insomma, guerre, persecuzioni contro il pensiero magico, frainteso sia dalle religioni dominanti, patriarcali, che lo considerano una cosa peccaminosa, eretica, eccetera, e anche dal laicismo, che considera tutte stupidaggini, quindi estratti in una morsa micidiale il pensiero magico religioso, va restituita la sua invece dignità, la sua capacità, le sue funzioni antropologiche importantissime che hanno permesso alla specie umana di arrivare fin qui. Noi non saremmo qui a parlare di queste cose se non ci fosse stata la società che codificava le relazioni in senso magico religioso, e quindi c'è uno spartiacque proprio tra, si nota studiando questi modi di pensare a livello fenologico, si nota uno spartiacque tra culture di impronta matricentrica e le culture patriarcali, e ci si rende conto dell'enorme danno che le culture patriarcali hanno fatto. Ad esempio noi abbiamo portato un esempio di Freud e di Jung, e possiamo ben comprendere perché Jung si fosse arrabbiato con Freud. Freud apparteneva a una famiglia di cultura ebraica, patriarcale e ovviamente sessuofobica. Lui ha fatto un'autoanalisi. Naturalmente la reazione, il tentativo di salvarsi è stato quello di diventare ateo e laico, però è sempre stato prigioniero di questo modo di pensare, tanto che lui ha fatto lo studio sulle patologie della cultura patriarcale, e l'errore è stato di estendere e universalizzare con i concetti fondamentali della psicoanalisi, che però sono concetti quelli veramente scientifici e utilissimi, però lui li ha utilizzati solo al servizio di questa, senza accorgersene. Lui ha esteso, ha proiettato su tutte le culture del mondo le patologie che lui ha studiato nella cultura sua d'origine patriarcale, le ha proiettate, pretendendo che da tutte le parti ci fosse un po' di incesto, da tutte le parti ci fosse un parricidio perché non se ne poteva sopportare il padre, e quindi ha preso campanate bestiali sull'ordine mondiale, sul parricidio, sul tabù di incesto, e quindi oggi molti sbagliano però buttandolo via tutto, quando vedono Freud prendono e buttano nei mondizi, invece no, perché certi concetti fondamentali della psicoanalisi lui li ha tirati fuori, li ha codificati, e sono quelli di cui ci serviamo ancora, però sono come degli strumenti che vanno utilizzati nel modo giusto, e il modo giusto l'ha trovato Jung, perché Freud ha cominciato col discorso quello della sublimazione, ma Jung invece era figlio di un pastore protestante, e quindi la sua cultura aveva influenze matricentriche, perché i pastori protestanti hanno protestato perché volevano sposarsi, insomma, ecco. E quindi lui ha avuto un padre e una madre, un pastore protestante, ma
che però rispettavano, entro certi limiti, ovviamente sempre cultura patriarcale, però certamente rispettavano di più la donna, la figura del femminile, tanto che appunto il pastore protestante era ammogliato. Quindi Jung poi ha avuto un sogno rivelatore, dove ha visto nel sogno una grande biblioteca di testi alchemici, così, e lo dice lui nel suo memoria, e allora ha voluto fare una biblioteca di testi alchemici. Noi non sappiamo esattamente come siano andate le cose, però resta il fatto che la sezione ermetico-alchemica è quella che conserva all'interno della nostra cultura patriarcale tracce consistenti di pensiero magico-religioso e di simbolismi magico-religiosi, e che sono stati quindi sono sopravvissuti. Probabilmente questi testi erano testi di antichi testi magico-religiosi sfuggiti all'Inquisizione, che poi sono stati ristampati, ristudiati, e quindi aveva delle ascendenze di magico-religiosi perché le aveva tratte appunto dalla sezione ermetico-alchemica, che lui ha valorizzato in una maniera grandissima, con Mysterium Conjuntionem e tante altre opere Ecco, quindi ricordiamo anche la castità degli asceti, dei santoni, specialmente indiani. Anche loro avevano fatto un itinerario di questo tipo, che vivono in isolamento, in eremi sulle montagne, nelle foreste, e sono molto longevi, in ottima salute. Poi c'è la sublimazione della libido in certe persone, anche qui c'è la variabilità genetica, non è una cosa obbligatoria, ma è un vantaggio coltivarla. In certe persone e con certe procedure dà gratificazioni superiori alla sua semplice espressione genitale, altrimenti non si spiega perché questi andrebbero a fare a questo tipo di vita. E ci sono anche dei testi sulla Kundalini, ce ne sono diversi, e così. Ecco, vabbè, io allora a questo punto direi che questa cosa, che l'idea che l'identità sessuale possa venire decisa a capriccio, come si decide il menù giornaliero, mentre è la cosa più importante nella vita di una persona, è completamente sbagliata, insomma, perché invece l'identità è il veicolo sessuale, è il veicolo di energie vitali che secondo il pensiero magico religioso erano ritenute sacre, e quindi non peccaminose, non fonte di sensi di colpa, eccetera. E infatti i riti di comparatico sacralizzavano ogni forma di amore e si sintonizzavano con eventi cosmici solstiziali per esprimere la volontà di partecipare all'amore universale, quell'amore che appunto muove il sole e le altre stelle, come diceva un grande poeta che di sublimazione dell'amore se ne intendeva, tante alliene. Cari amici, grazie per l'ascolto e l'ospitalità, e Padania libera sempre, e alla prossima, se non c'è nessuno in ascolto. Perfetto, Antonia. Grazie per l'ospitalità. Grazie di tutto, a presto. Avete ascoltato Donne Padane.